filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 in questo momento, è lunedì 3 aprile. Come sempre vi ricordo, radiolibertà.net il nostro sito, la pagina Facebook di Radio Libertà, avete sotto mano. Vediamo come sempre l'agenzia ANSA in apertura sull'Ucraina, Wagner. Conquistata Bakhmut, l'annuncio della brigata Wagner putiniana. Kiev smentisce, l'Ucraina dice no. Prigozhin, il capo della brigata Wagner, annuncia la bandiera russa sventola sul municipio di Bakhmut, la trincea di resistenza ucraina. L'esercito ucraino afferma invece di avere ancora il controllo della cittadina del Donbass. Altra notizia, ucciso il blogger nazionalista Tatarsky. A San Pietroburgo, arrestata una ragazza, gli avrebbe regalato una statuetta imbottita di esplosivo. L'esplosione è avvenuta in un bar di Prigozhin, in centro, vicino all'università. Almeno 30 i feriti, un attentato contro un nazionalista russo. I conservatori scalzano Marin, è la terza notizia che viene dalla Finlandia, dove c'è stato un boom dell'ultradestra. Orpo, il vincitore di centrodestra, promette austerità alla Premier, non basta la popolarità. A Sanna Marin stravince, anzi, sommando anche il partito di destra di Rica Purra, stravince la destra. In Bulgaria, testa a testa, liberali conservatori, si ripropone il rebus sulla maggioranza e sul governo, ma l'affluenza è ai minimi. Non si può più dire affluenza bulgara, anzi si può dire, ma nel senso esattamente contrario a quanto non si dicesse fino a poco tempo fa. L'affluenza è risultata intorno al 25%, molto lontana dall'affluenza bulgara dei bei tempi andati, mentre in Serie A il Milan perfetto batte 4-0 il Napoli. Il ministro Lollobrigida interviene al Vinitaly parlando dei flussi di migranti, lavorare sui campi e non sul divano col reddito di cittadinanza. È la simpatica battuta del ministro per l'agricoltura e per il Made in Italy. Plebiscito a Parigi, no al 90% ai monopattini a noleggio. Se il comune di Parigi seguirà le indicazioni dei votanti, lo stop ai monopattini a noleggio, che hanno scassato non poco le scatole anche ai parigini, scatterà a settembre. Trump verso l'udienza, nuovi guai sulle carte top secret. Il ministro degli esteri degli Stati Uniti, il segretario di Stato Blinken, si rivolge al ministro degli esteri russo Lavrov. Inaccettabile la detenzione del reporter statunitense del Wall Street Journal. Il segretario di Stato degli Stati Uniti chiede l'immediato rilascio del giornalista americano fermato a Mosca nei giorni scorsi perché ritenuto una spia. E poi c'è la questione del PNRR in Italia, è corsa contro il tempo per le modifiche e le scadenze. La cronaca nera, un 17enne trovato morto in un capannone nel napoletano, si sarebbe arrampicato sul tetto ma un pannello ha ceduto. E poi maltempo, allerta arancione in Calabria e Sicilia, protezione civile, venti forti in diverse regioni, fa sapere appunto la protezione civile da Milano. Beppe Sala, in vista del 25 aprile, il sindaco di Milano dice: combatterò contro le omissioni della nostra storia, niente po' di meno, ben oltre i limiti dell'amministrazione locale di quella cittadina di periferia che è Milano. No alla rimozione dell'ignominia del fascismo, dice il sindaco di Milano Sala. Questo è un governo che ci vuole riportare indietro. Per fortuna che il sindaco Sala annuncia di voler combattere contro le omissioni della nostra storia, non la storia milanese, la storia d'Italia, la storia universale, la storia del mondo. Mattarella inaugura Pizza Out a Monza, tutti possano realizzarsi, l'inaugurazione della seconda pizzeria con lavoratori autistici.
l'auspicio del capo dello Stato è che tutti possano realizzarsi, anche naturalmente le persone autistiche. Un cameriere suona l'inno alla gioia per compiacere l'Europa, Mattarella mangia una pizza, articolo 1. C'è anche il cantante Elio insieme al figlio Dante, Elio delle storie tese. Si vota in Friuli Venezia Giulia, anche qui l'affluenza è in calo, più o meno un po' sopra i livelli bulgari, ma si vota anche oggi. Aperti i seggi per le elezioni regionali, si vota anche oggi fino alle 15. L'affluenza, lo vediamo subito dal sito del Friuli Venezia Giulia, l'affluenza alle 23 di ieri sera, un po' sopra la Bulgaria, diciamo, al 30, 34, 38% a Udine, 33 Tolmezzo, eccetera, eccetera. Pordenone 35. Ma si vota anche oggi, giusto appunto, fino alle 15. E infine, cosa c'è ancora da segnalare? Niente sull'agenzia ANSA, per cui andiamo a dare una notizia che forse avete già visto. Strage di Erba, lo speciale delle Iene, se non l'avete visto sul sito delle Iene, Italia 1, potete rivederlo, sono 3 ore e 40 minuti di riassunto di quello che forse avete già parzialmente conosciuto, più le novità introdotte da un panel di esperti scientifici di straordinaria importanza che ha lavorato per conto degli avvocati della difesa a corroborare la quantità enorme di motivi per cui c'è da ritenere che questo sia un caso di ingiustizia esemplare. Non a caso titolava il suo speciale Le Iene ieri, scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti? C'è proprio da scommettere, una scommessa molto facile, a dire il vero, mettendo insieme tutti quanti gli elementi e le novità portate da una serie di esperti, di scienziati, di medici straordinariamente rilevante. Alla fine ci sarà una revisione, una richiesta di revisione da parte degli avvocati difensori, il professor Nico D'Ascola, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, e vedremo di commentare mano a mano tutti i punti. Intanto lo speciale delle Iene dedicato alla strage di Erba lo riprende naturalmente anche Edoardo Montolli sul suo fronte del blog.it. Edoardo Montolli, che è stato fondamentale con Felice Manti fin dai primi tempi, ancora prima che la vicenda giudiziaria si chiudesse in 3 gradi di giudizio. Da un punto di vista puramente formale è stato fondamentale Edoardo Montolli con Felice Manti. Hanno scritto Il Grande Abbaglio, una controinchiesta sulla strage di Erba, che potete trovare anche aggiornata facilmente online. Un speciale delle Iene, appunto, andato in onda ieri, ha illustrato anche le nuove prove che la difesa metterà nella richiesta di revisione del processo, con le diverse scoperte dei giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti. Sono tutte cose che non sono mai state analizzate nelle 3 sentenze, nei 3 passaggi di 3 gradi di giudizio. Lo speciale delle Iene a cura di Antonino Monteleone e Francesco Priano. Andate sul sito delle Iene, lo trovate facilmente, perché Inside, appunto lo speciale di ieri, dura 3 ore e 40 e c'è veramente la possibilità di farsi un'idea su quello che non torna. Niente praticamente torna in questa vicenda giudiziaria. Intanto lasciamo la questione e andiamo a vedere un po' le notizie del giorno. Dicevamo del PNRR, sull'agenzia AGI c'è l'allarme di Ambrosetti, dal workshop in corso a Cernobbio sul PNRR completato solo l'1% dei progetti. È emerso appunto a Cernobbio dallo studio Ambrosetti che anche solo il 6% dei finanziamenti è stato speso. Il ministro dell'economia Giorgetti dice allo studio un provvedimento per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, e il commissario europeo, l'ex premier del PD Gentiloni, dice vedo la buona volontà del governo. Comunque, del piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e soltanto l'1% dei progetti è stato completato. Inoltre, il 65% dei progetti passa dai comuni, il 60% di questi passa da comuni con meno di 5.000 abitanti, con notevoli difficoltà nella gestione dei progetti stessi. I dati sono emersi nello studio condotto dall'osservatorio PNRR della European House Ambrosetti, presentato alla 34esima edizione del workshop Lo scenario dell'economia e della finanza, organizzato a Villa d'Este, a Cernobbio, sul lago di Como.
L'indagine è iniziata nell'aprile del 21 ed è proseguita per monitorare a 2 anni dall'avvio l'implementazione del PNRR. 6% di finanziamenti speso, 1% di progetti completato. Sulla questione del PNRR vi segnalo su Atlantico Quotidiano il pezzo firmato dallo pseudonimo Musso. Se il flop del PNRR non fosse un peccato ma una benedizione, com'è possibile scambiare per strumento di crescita un piano di investimenti da schifo di cui saremo contribuenti netti? Non solo Meloni pensa che sia tutto da rifare. Il PNRR sta per fallire, cioè l'Italietta non è capace di farne uso, ma è poi un peccato? 191 miliardi e mezzo, scrive Musso su Atlantico Quotidiano, da spendere in pochissimi anni. Sarà stata pure una idea simpatica invitare i comuni a spendere 15 miliardi per la resilienza del territorio, ma se quei comuni sono stati tenuti a stecchetto da almeno 11 anni, non si vede come possano improvvisamente spendere l'impossibile a comando, specie se si tratta di un comando transitorio. Ieri non dovevi spendere, oggi devi spendere un sacco, domani dovrai tornare a non spendere. Praticamente mancano i tecnici, offrire posti a tempo non funziona, mancano anche le imprese, ma per lavorare soli 3 anni nessuna si prende il rischio di assumere. E fa ridere il ministro dell'economia, Giorgetti, ridottosi a ventilare un ennesimo provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione per il PNRR. In generale, scrive su Atlantico Quotidiano Musso, la macchina dello Stato italiano è stata educata fin da Tangentopoli a non investire. Soltanto un ingenuo poteva immaginare che potesse improvvisamente mettersi a investire. 191 miliardi e mezzo poi di PNRR da spendere in gretinate. La voce più grossa sono i 59,46 miliardi di rivoluzione verde e transizione ecologica. Per esempio il rafforzamento della mobilità ciclistica, che sta all'incremento del prodotto interno lordo come la proverbiale buca nella sabbia di Keynes, oppure sviluppo infrastrutturale e ricarica elettrica, la quale manifestamente non sta in piedi, nonché sviluppo biometano, senza che nessuno si domandi perché dovremmo incentivare una fonte energetica più cara di quelle delle economie libere dall'Unione Europea e nostre concorrenti, cioè nuovi costi strutturali che ridurranno la futura crescita del PIL. E ancora flotte, bus, treni verdi, senza essersi prima assicurati che vengano prodotti in Italia, così creando una dipendenza da fornitori collocati in paesi esteri, plausibilmente sul territorio dei nostri cari alleati europei. E ancora 15 miliardi e 360 milioni in efficienza energetica degli edifici, come se a Messina facesse il freddo di Helsinger. E ancora altri soldi per la promozione dei campi offshore innovativi, come se sul Tirreno soffiasse il vento del Mar del Nord. Come diavolo abbiano fatto fior di economisti a scambiare questa mangiatoia per uno strumento di crescita strutturale, lo sa soltanto Dio. 191 miliardi e mezzo, dei quali 122 miliardi e 600 milioni sotto forma di prestiti, certamente da rimborsare, i restanti 68,9 sotto forma di sovvenzioni, inizialmente detti a fondo perduto, in effetti anch'essi da rimborsare con contributi futuri all'Unione Europea. Un margine positivo certo c'è, forse 15-20 miliardi, ma basterà usare meno del 90-95% del fondo per annullare tale margine e ritrovarsi nella consueta condizione di contribuenti netti. Solo un ingenuo poteva pensare che gli europei fossero improvvisamente disposti a trasferirci più fondi di quanti ne versiamo. Con tutto ciò non si vuol sostenere che un programma di investimenti sia male. L'Italia ne ha bisogno, ma di investimenti scaglionati negli anni e non tutti e subito, essendosi prima dotati delle strutture necessarie e non ricorrendo collaborazioni improvvisate. Di qualcosa deve essersi accorta anche Giorgia Meloni, se è vero che sta cercando di ridestinare i fondi in funzione della sopravvenuta crisi energetica, scrive
Su Atlantico Quotidiano Musso. Sulla questione PNRR, date a noi i soldi del PNRR, dice a Libero Luca Zaia, se gli altri non li spendono. Il governatore del Veneto aggiunge: se ne ricevessimo anche il doppio saremmo in grado di impiegarli. Il percorso va regolamentato con buon senso anche per quanto concerne la manodopera straniera, incrociando domanda e offerta, portando qui da paesi africani dei garanti come avviene in altri stati. Penso che il mondo dell'impresa sia d'accordo. Siamo solidali, ma dobbiamo anche tutelare gli occupati locali, dice al quotidiano Libero Luca Zaia. Sono convinto che l'autonomia differenziata giovi più al sud che al nord. Il meridione può colmare il gap, la differenza con le altre regioni, con il nord sostanzialmente, o meglio, le regioni meridionali possono colmare la differenza con quelle settentrionali. Ogni governatore si vanta della sanità, poi però quando gli viene detto ti do più autonomia per migliorarla, protestano perché spacca l'Italia, osserva Luca Zaia. Il Veneto si candida a essere la terra dei giovani. Così inizia la conversazione di Luca Zaia su Libero con Alessandro Gonzato. Chi lascia indietro i giovani è destinato a perdersi. Inutile criticarli perché hanno il tatuaggio, il piercing, gli piace il rap invece del pop. Sono le stesse critiche che i nostri nonni facevano ai nostri genitori. Voglio che tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale del Veneto siano young friendly, cioè amiche dei giovani. Le do qualche dato, dice ancora Zaia. Stiamo parlando di una regione, il Veneto, che si avvicina ai 200 miliardi di PIL. L'indicatore di febbraio dice più 12.700 occupati. 2018 è la statistica migliore dal 2018. Il nostro vero problema è paradossale, è che mancano lavoratori. Le aziende vorrebbero assumerne di più. Siamo in piena espansione. Serve manodopera straniera? Innanzitutto bisogna difendere il mercato interno. Chi un impiego ce l'ha già. Faccio l'esempio, dice Zaia, degli stagionali che non devono essere soppiantati. Poi che servano anche lavoratori da fuori, non c'è dubbio, ma non si possono spalancare le frontiere e dire chi di voi trova un lavoro è salvo. Il percorso va regolamentato con buon senso, incrociando domanda e offerta. E poi prosegue l'intervista, cosa ricorda del suo primo giorno da governatore. La regione ha ingaggiato 28 influencer per promuovere il Veneto anche sui social. Ragazzi e ragazze bravissimi, dice Zaia, che studiano, lavorano, alcuni hanno esperienze internazionali. Già in pandemia con Viral Veneto su Instagram siamo stati il canale di informazioni validate più visto. Adesso abbiamo deciso di puntare su ragazzi veneti che parlano della loro terra, tradizioni, identità, con linguaggio fresco, con una visione di estrema modernità. Facciamo dei contest, il domani è loro. L'Italia è nazione delle opportunità. Sa quanti lavori ho fatto da ragazzo? Meccanico, muratore, sono stato dietro ai cavalli, PR in discoteca, tutto diplomandomi e laureandomi. Per le nuove generazioni le difficoltà ci sono sempre state, ma come dico nel mio libro, solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso ai posti dove ho dormito a Udine perché gli alloggi universitari costavano troppo. Nel 90 una camera costava 700-800 mila lire al mese. Ci sta di lamentarsi, ma non serve. E pensi alle Olimpiadi, senza ottimismo non le portavamo a casa. Tornando ai social, lo slogan del Veneto è The Land of Venice, terra di Venezia. È una mia idea, racconta Zaia. Quando in giro per il mondo dicevo a qualcuno che ero di Conegliano, in provincia di Treviso, mi rispondevano near Venice, vicino a Venezia. Poi c'è Verona, il Vinitaly, altra nostra eccellenza, eccetera, eccetera. Comunque, dateli a noi i soldi del PNRR. Noi sappiamo cosa farne, dice Luca Zaia. Mentre, cambiando argomento, un'altra delle notizie del giorno, l'abbiamo vista prima, San Pietroburgo è giallo, scrive Gian Michalessin su Il Giornale, in questo caso, pagina 11, una bomba al bar di Prigozhin uccide il blogger militare Vladen Tatarsky, l'esplosivo in una statuetta consegnatagli da una ragazza. La pista dei servizi segreti ucraini. Ultranazionalista Tatarsky, la vittima, criticò i generali, ma era un fedelissimo di Putin. Il rischio rappresaglia. Lo chiamavano il comandante, racconta Michalessin, ma il quarantenne Maxim Fomin, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Vladen Tatarsky, non era
solo un militante nazionalista. Dopo aver combattuto fino al 2018 sui campi di battaglia del Donbass con le milizie della Repubblica di Donetsk, aveva lasciato il Kalashnikov per trasformarsi in seguitissimo blogger, un'attività che gli era valsa il seguito di oltre 500.000 persone sul suo canale Telegram e su altri social russi. Probabilmente quell'attività gli è costata la vita. Per ucciderlo con un ordigno esplosivo, i suoi nemici hanno scelto lo street bar di San Pietroburgo, ritrovo nella centralissima via Universitetskaya, dove il blogger partecipava a un incontro organizzato dal Cyber Z Front. Il gruppo di ispirazione ultranazionalista, autodefinitosi movimento di soldati dell'informazione, ha sempre condiviso le posizioni di Tatarsky. Secondo fonti ucraine citate dalla Ukrainska Pravda, lo street bar sarebbe di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, una circostanza perlomeno dubbia, visto che fonti russe accusano gli organizzatori di aver sottovalutato il rischio, adottando misure di sicurezza insufficienti. Non c'erano controlli all'ingresso, non c'era lista di invitati. Entrava chi voleva, hanno spiegato alcuni dei partecipanti all'incontro intervistati dai media russi. Il probabile killer, una ragazza presentatasi come Nastia, di cui già è stata diffusa la foto, si è avvicinata al palco spiegando a Tatarsky di essere un artista in erba e una sua ammiratrice. E mentre il comandante la faceva avvicinare, lei gli consegnava una scatola in cui spiegava di aver chiuso una statuetta modellata per lui. Il blogger, per nulla preoccupato, se ne sarebbe tornato al proprio posto appoggiando la scatola accanto alla sedia. Qualche minuto dopo, mentre l'artista si alzava e guadagnava l'uscita, questa Nastia, la scatola esplodeva, dilaniando il comandante e ferendo 25 partecipanti all'incontro. Come già ad agosto, quando venne uccisa Daria Dugina, la figlia del filosofo e ideologo russo Dugin, le ipotesi su mandanti e movente dell'attentato si moltiplicano. I vertici ucraini parlano di terrorismo interno, ma la figura della vittima fa propendere per un'operazione a matrice ucraina, studiata per seminare inquietudine e paura all'interno della Russia, scrive Gianna Michalessin. Sulla questione russa vi segnalo poi l'intervista di Fabio Dragoni ad Alberto Negri, inviato di guerra per diversi giornali. Se insiste con le sanzioni l'Europa rimarrà stritolata, dice Negri su La Verità di stamani, a pagina 13. Putin credeva di avere una quinta colonna a Kiev, ma gli Stati Uniti hanno sostenuto meglio i potenziali traditori. La Cina aiuta Mosca, non romperà noi. In Giordania mi gettarono da una garitta, in Kurdistan ti fermavano e ti trattenevano intere giornate, il cronista è una spia per definizione. A proposito ancora di Ucraina, vi segnalo sul sussidiario.net una conversazione con Giuliano Noci, prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, che spiega su ilsussidiario.net il ruolo che la Cina ricopre a livello mondiale. Litio, Ucraina, esportazioni. Ecco quello che non sapremo. Il 6 aprile von der Leyen e Macron incontreranno Xi Jinping, un rapporto strategico che vede l'Unione Europea sfavorita e alla mercé di scelte sbagliate. In questi giorni osserviamo un fatto simbolico divenuto strutturale, cioè la Cina dà le carte come le danno gli Stati Uniti a livello globale, una cosa che fino a 6 mesi fa non era scontata. In questi giorni abbiamo il primo ministro spagnolo, Sánchez, che va a Pechino, così come il presidente indonesiano, il ministro degli esteri giapponese, Macron, von der Leyen, il presidente brasiliano Lula. La Cina ormai ha un peso assoluto a livello mondiale. In questo contesto si inquadra la visita di Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron, che questa settimana vanno a Pechino per parlare di economia, ma anche della guerra in Ucraina. Invece, tornando all'Italia, Paola Ferrari, e scusate se è poco, è la nuora di Carlo De Benedetti, l'ingegnere svizzero. Parla di parole di De Benedetti su Meloni disgustose. Mi dissocio. Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall'ingegner De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dice Paola Ferrari ad ADN Cronos, dopo le forti dichiarazioni di Carlo De Benedetti.
a Modena sul governo e sul Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mentre a proposito di Giorgia Meloni, Mario Secchi, eccolo qui, si fa pagare a peso d'oro. Il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni si porta a casa 180.000 euro all'anno, è record assoluto rispetto a tutti i suoi predecessori. L'ex portacroce di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, scrive Dagospia, Filippo Sensi guadagnava 169.000 euro all'anno, più o meno la stessa cifra di Tarocco Casilino, che era il portavoce Rocco Casalino di Giuseppe Conte. Dopo la figura di Palta della conferenza stampa a Cutro e la scenetta della Meloni a Piazza del Popolo a bordo di un jet militare, il mega stipendio dell'ex direttore dell'AGI, Mario Secchi, da cosa è giustificato? Si domanda Dagospia, mentre anche il premier inglese Sunak è accusato di spendere troppo sotto la lente i suoi viaggi in jet privato, che nel giro di poco più di una settimana l'anno scorso, durante il terzo trimestre, sono costati all'erario 500.000 sterline, scrive Alberto Ferrigolo sull'AGI, l'agenzia a suo tempo diretta appunto dall'ottimo Mario Secchi. A proposito di grandi giornalisti, una clip sempre sull'AGI. Dall'AGI viene Mario Secchi, che è andato a fare il capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, e l'AGI ci dà conto anche di questo confronto fra due grandi giornalisti, uno dei quali è diventato anche ministro dei beni culturali, della cultura in Italia. L'Italia è questa, è una grande tradizione storica che si è sedimentata nei secoli, è un immaginario che noi dobbiamo proiettare nel mondo. Dico, l'ho citato prima, l'idem sentire comune. Ecco, che cos'è l'idem sentire comune? È proprio questo, cioè l'importanza del vino nella nostra storia, che viene immortalato per secoli da due giganteschi maestri. Io adesso farei una cosa, caccerei tutti quanti fuori, mi metterei con una sediolina qua e vorrei stare mezz'ora a contemplare queste due opere, perché sono davvero magnifiche. Sono i due Bacco, uno di Guido Reni, uno di Caravaggio, e a parlare il ministro della Cultura San Giuliano, inaugurando la mostra dei due Bacco all'interno dello Spazio Italia, nel padiglione del Ministero dell'Agricoltura al Vinitaly di Verona, con un produttore di vino eccellenterrimo, vale a dire Bruno Vespa. Finanza e media, Confindustria e politica, a proposito di informazione, se Gedi Nord-Est passa al banchiere Enrico Marchi, se ne occupa Stefano Bressani su ilsussidiario.net. La vendita in corso di una rete di quotidiani locali del Nord-Est da Gedi, cioè Agnelli Elkann, a un polo di investitori guidato dal banchiere del Triveneto Enrico Marchi, merita attenzione nazionale su almeno 3 livelli. La crisi dell'editoria giornalistica, i riequilibri dentro il capitalismo imprenditoriale e l'evoluzione politica in un quadrante strategico, quello del Nord-Est. La decisione della Gedi di Agnelli Elkann, appunto, di smettere di vendere il blocco storico dei suoi quotidiani locali, lanciati da Carlo Caracciolo poco dopo la nascita di Repubblica, segna la conclusione di oggettivo insuccesso della più importante iniziativa recente di riassetto dell'editoria giornalistica tradizionale in Italia, cioè la fusione Espresso Repubblica e Polo Stampa Secolo XIX, seguita dall'acquisizione di controllo integrale da parte della Exor, Agnelli Elkann, con l'uscita di scena della famiglia De Benedetti. Il progetto era nato con premesse forti e finito male, adesso si sta vendendo a nord-est, poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra. Sulla questione invece un'altra delle notizie di questi giorni, il blocco di ChatGPT. Si esprime Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano: la tecnologia non si ferma ma si può governare, anche in virtù di un colloquio con Massimo Lualdi, avvocato ed esperto del settore dei media. Il garante non ha disposto il blocco totale, osserva l'avvocato Lualdi, è stata una scelta in autotutela di OpenAI, cioè la società che gestisce ChatGPT. Non solo privacy, ma anche copyright e lavoro. Sulla questione è intervenuto anche Matteo Salvini contro il garante. Il blocco di ChatGPT è sproporzionato, ha detto Salvini. Ogni rivoluzione tecnologica comporta rischi. Un appello al buonsenso per non impedire l'innovazione. Quanto alla privacy, lo stop si è reso necessario perché non sarebbe stata rispettata la normativa sulla protezione dei dati degli utenti. Ma, ha detto Salvini, trovo sproporzionata la decisione del garante privacy che ha costretto ChatGPT
a impedire l'accesso dall'Italia, primo e unico paese occidentale dove ciò avviene. Ogni rivoluzione tecnologica comporta grandi cambiamenti, rischi, opportunità, osserva Salvini, ed è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca e innovazione, dice Salvini. Sulla questione di Salvini invece interviene La Stampa per un altro motivo, il ponte sullo stretto, un ponte sbagliato, scrive oggi La Stampa degli citati Agnelli. Elkann, il governo rispolvera dopo 11 anni la campata unica sullo stretto di Messina. Fu bocciata nel 21 dal gruppo di esperti dello stesso Ministero delle Infrastrutture. Tornando a ChatGPT su Repubblica, c'è un'intervista a Davide Dattoli, 32 anni, fondatore di Talent Garden, una startup nata con gli spazi di coworking, diventata la prima scuola europea di competenze digitali, che la pensa come Salvini, no agli editti bulgari. Lo stop a ChatGPT è una figuraccia planetaria. L'intelligenza artificiale va governata, il garante italiano non ha competenze. Bill Gates ha ragione, avrà l'impatto del personal computer e di internet. Sul tema dell'intelligenza artificiale, una pausa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale è dannosa, lo spiega a Wired.it Francesca Rossi, manager di IBM. Anche lei la pensa come Salvini, si occupa di etica degli algoritmi e a capo dell'Associazione internazionale del settore, appunto, dice ecco perché non ho firmato l'appello di Elon Musk e di 1000 altri per una pausa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Mettere in pausa la ricerca è dannoso, dice la manager di IBM Italia, Francesca Rossi. Sull'intelligenza artificiale, invece, e sull'opportunità di un altolà, scrive sulla Nuova Bussola Quotidiana, al contrario di quanto abbiamo visto finora, Ruben Razzante: lo stop provvisorio a ChatGPT per tutelare la privacy degli utenti italiani, secondo Razzante, è una decisione corretta. Non si può fermare il progresso tecnologico, ma va governato e reso trasparente nelle condizioni d'uso per tutelare i diritti fondamentali e la centralità della persona. Infine vi segnalo ultima segnalazione sul tema e dell'intelligenza artificiale di ChatGPT sospesa in Italia. Che sta succedendo? La riflessione di Mattia Mezzetti su gli statigenerali.com. Il servizio di ChatGPT cominciava a essere molto diffuso in Italia. Non sono pochi gli utenti che si sono ritrovati a non poter più consultare l'intelligenza artificiale, perdendo accesso allo storico delle loro interrogazioni al bot e a tracce testuali al momento congelate e inaccessibili. Misura provvisoria per il momento. Sul tema delle tecnologie e delle big tech, cioè delle grandi società che gestiscono le nuove tecnologie, come minaccia per la democrazia, l'unica soluzione è spezzettarle, evitare i monopoli. Questa è l'opinione, intervistato da Repubblica Affari e Finanza, di un capitano di lungo corso del settore, vale a dire Franco Bernabé. Oggi si occupa di acciaio, ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ma è il mondo delle telecomunicazioni quello che lo appassiona di più. Non è riuscito a opporsi a suo tempo alla scalata di Colaninno a debito su Telecom Italia, vi ha passato 7 anni a dirigerla. Ha scritto un libro, Profeti, oligarchi e spie, per parlare appunto di rivoluzione digitale. Le liberalizzazioni di Clinton, le mosse della PayPal mafia, gli algoritmi pensati per favorire la radicalizzazione delle opinioni, la distruzione degli operatori di telecomunicazioni. Franco Bernabé racconta a Giovanni Pons, un altro giornalista espertissimo del settore telecomunicazioni, su Repubblica Affari e Finanza, perché la politica deve riprendere in mano lo sviluppo tecnologico e regolarlo. Il sogno utopico dei profeti di Internet si è trasformato in una distopia fatta di oligarchi e di spie. Sono poche persone che pensano di essere i padroni del mondo e disprezzano la concorrenza, lasciandola ai perdenti. Utilizza un'espressione forte, PayPal mafia. Il dottor Bernabé, nella sua conversazione con
Repubblica, Affari e Finanza, a proposito anche delle big tech. Mentre vi segnalo, cambiando completamente argomento e tornando indietro nei secoli, L'ultimo banco, la rubrica di Alessandro Daveni, è in prima pagina sul Corriere della Sera che appunto a proposito di giovani, ne parlava Zaia, ci fa fare la conoscenza a modo suo di un ragazzaccio, un giovane che morì a 26 anni, forse avvelenato, ma fece in tempo a rivoluzionare l'arte. Non siamo nei pressi del Vinitali e delle considerazioni del Ministro della Cultura, ma siamo nei pressi di Tommasaccio, detto Masaccio appunto, si chiamava Tommaso, era inquieto, era incurante di sé e del mondo, lo chiamarono Tommasaccio, da qui Masaccio appunto, gli interessava solo dipingere, fare in pittura la rivoluzione che Brunelleschi e Donatello avevano operato in architettura e scultura inaugurando il Rinascimento. Chi va a Firenze, in Santa Maria Novella, per la Trinità, o in Santa Maria del Carmine per le storie di Pietro, dipinte appunto da Masaccio, sa di cosa parlo, scrive Alessandro Davenia nella sua rubrica Ultimo Banco sul Corriere della Sera del lunedì. La scorsa settimana ho avuto la fortuna di contemplare un capolavoro di Masaccio inaspettatamente esposto al Museo Diocesano di Milano per Pasqua. Andateci tra l'altro. È una splendida occasione di vedere cose meravigliose, sia la chiesa di Sant'Eustorgio, la Cappella Portinari, sia il Museo Diocesano. A suo tempo fu voluto dal Cardinal Martini ed è una meraviglia. Tra l'altro ospita appunto la crocifissione del politico di Pisa di Masaccio, 1426, abitualmente a Napoli, al Museo Capodimonte. L'allestimento milanese, ideato dalla direttrice del museo Nadia Righi, segue la logica più che mai necessaria del a tu per tu con l'opera. Vi si arriva davanti passo passo, con le informazioni e il silenzio indispensabili per ricevere il dono che ogni capolavoro può offrirci, se gli diamo lo spazio-tempo di accadere in noi e non fuori di noi, fotografandolo e andando avanti. Avvicinandosi con tatto, l'opera di Masaccio, appunto questa crocifissione al politico di Pisa, l'opera ci dona ciò che avevamo dimenticato di chiederle, lo stupore per un pezzo di mondo e la gratitudine di esserci, anche noi, in quello stesso mondo in cui la creatività non è impegnata solo a inventare missili e menzogne. E Masaccio cosa inventa? Inventa che la morte, la crocifissione appunto, è a ben vedere una nascita. E come? Quando gli fu commissionata l'opera, Masaccio aveva 25 anni. Il committente, un ricco notaio di Pisa, voleva che le tavole per la cappella della sua tomba seguissero lo stile dell'epoca, il cosiddetto gotico internazionale. Le sue figure incorporee fluttuanti su fondo oro. Ma Masaccio stava cercando altro, voleva una rappresentazione realistica, non consolatoria. Gli interessava cogliere la verità del dolore. Collocando la crocifissione a circa 5 metri d'altezza, la compose in prospettiva, dal basso, in modo che lo spettatore vedesse cadere su di lui un uomo appeso a un legno su un colle. Per questo il capo del crocifisso è incassato e le gambe sembrano sproporzionate. Il corpo slogato del morto t'arriva addosso, coinvolgendoti nella scena, come se stesse accadendo in quel momento. Masaccio interroga quel dolore attraverso le mani dei personaggi. Giovanni, a destra, nel dipinto, si torce le dita, non ha il coraggio di guardare ciò che resta dell'uomo, Gesù Cristo, in cui aveva riposto tutte le sue speranze. Maria, a sinistra, intreccia le mani nello stesso dolore, ma lo trasforma in preghiera. Dritta come una colonna, guarda il figlio morto con le lacrime che le restano. Sotto la croce rimaneva un vuoto, riempito in piccola parte dalle rocce e soprattutto dalle foglie d'oro che, applicate sullo sfondo, segnalavano la sacralità di un evento fuori dal tempo e dallo spazio. L'oro rappresenta l'eterno, l'ovunque, il sempre di ciò che accade nell'immagine. Ma l'inquieto e geniale Masaccio sentiva che ancora mancava qualcosa alla verità di quel dolore. Così, dopo aver finito, grattò via l'oro del cielo e il marrone del colle sotto la croce per dipingere una delle figure più belle di tutti i tempi. Una fiamma in forma di donna, una Maddalena dai biondi capelli scomposti sulla schiena e dalle braccia aperte come
le lingue di fuoco. Ci dà le spalle, del suo volto e delle sue lacrime vediamo nulla, eppure sappiamo tutto del suo dolore dalle mani che perforano prospetticamente l'oro piatto per abbracciare la croce e il corpo di Cristo, ma senza afferrarlo. Una donna piegata dal dolore lo supera con un gesto d'amore. Infatti le sue mani non trattengono il morto, ma lo lanciano verso quel cielo d'oro, l'ovunque, e il sempre in cui siamo immersi, tutti e ciascuno di fronte alla morte. Quella donna apre un buco dove c'era solo un muro, la morte diventa un passaggio. E come? Sopra la croce c'era il cartello con la scritta INRI, Gesù Nazareno, re dei Giudei. I restauri di metà Novecento hanno rivelato che il rettangolo era stato maldestramente sovrapposto da qualcuno su ciò che Masaccio aveva dipinto in origine, cioè un albero che fiorisce sopra la croce. È infatti Maddalena che nel racconto evangelico la mattina di Pasqua vede per prima Cristo vivo, dopo averlo scambiato per il giardiniere del terreno dove si trovava il sepolcro. Quando lui la chiama per nome, lei riconosce l'uomo che anni prima l'aveva tirata fuori dalla sua disperazione e che lei aveva seguito ovunque fino alla tragica morte, senza scappare come i suoi discepoli. Masaccio vede in quella morte una nascita e da qui alla fine della croce, sopra la testa di Cristo, l'albero con tutte le sue verdi foglie. Dunque è un seme Cristo che morendo dà frutto e mostra una volta per tutte che l'amore assoluto esiste. Nessuna violenza o male possono distruggerlo. Crederlo è affidato all'azione di ciascuno, nella condizione in cui si trova oggi. Infatti la mattina di Pasqua a Gerusalemme Gesù affida proprio a Maddalena, una donna, il compito di annunciare agli uomini che è vivo e possono aspettarlo in Galilea, cioè il luogo dove si svolgeva la loro vita prima di iniziare l'avventura con lui. La vita nuova non è altrove, ma proprio dove viviamo e lavoriamo tutti i giorni. La resurrezione non è una magia consolatoria che ci sottrae alle fatiche del quotidiano, ma energia che genera forze creative per affrontare quelle fatiche. Il quadro, che nella crocifissione nasconde una resurrezione, sparito a fine 500 e riapparso a inizio 900, venduto a poche lire dal proprietario in ristrettezze. Mostra il talento di un pittore 25enne, Masaccio, passato alla storia con un soprannome dispregiativo, Tommasaccio. Quel ragazzaccio, per afferrare la verità, fece ciò che sapeva fare meglio: dipingere il dolore in forma di mani, l'amore in forma di fiamma, la violenza in forma di croce, la resurrezione in forma di seme che dà il frutto, l'albero che viene generato sopra la croce, sopra la testa di Cristo. Il nostro talento, conclude Alessandro D'Avenia, dopo questa bellissima lettura della crocifissione del Masaccio, che si può vedere a Milano in questo periodo pasquale al Museo Diocesano. Il nostro talento, la parte di noi destinata al mondo, ma se non lo scopriamo e mettiamo in gioco, di noi non resterà nulla, perché il talento è l'amore che ci è già stato dato, ma che sta a noi decidere se girare al mondo, vincendo la paura di non averlo e la pigrizia di non giocarselo. Di Tommaso, di Ser Giovanni, di Mone, dei Cassai, in arte Masaccio, resta infatti ciò che ha fatto di e con questo amore in soli 26 anni di vita. Buona Pasqua di resurrezione del vostro talento, cioè del modo in cui potete amarvi e amare meglio, conclude Alessandro D'Avenia nella sua rubrica di oggi sul Corriere della Sera, come tutti i lunedì, l'ultimo banco, oggi dedicata a un ragazzaccio, questo straordinario pittore che fu Masaccio, giusto appunto, a Milano. Al Museo Diocesano infatti è possibile vedere per il periodo pasquale la deposizione del 1426, la deposizione di Masaccio, così commentata da Alessandro D'Avenia. Intanto lasciamo questo tema, andiamo velocissimamente alla questione, alle questioni di oggi. Vi segnalo rapidamente la prima pagina di Italia Oggi 7, il lunedì
esce Italia Oggi 7 diretta da Marino Longoni, stop al penale per chi paga. Sono questioni che riguardano non pochi contribuenti e cittadini, causa speciale di non punibilità per i reati di omesso versamento dell'IVA, delle ritenute certificate e di indebita compensazione, purché si versi anche a rate. Una regola di buon senso, commenta Longoni. Per la politica politicante, invece, 2 pagine del Corriere della Sera, sul sindaco di Milano Sala, che avendo già risolto tutti i problemi della sua città si permette di voler risolvere i problemi della storia, quella con la S maiuscola. Questo governo ci riporta indietro, io mi impegno a far presente che la storia non si supera così, insomma tanti belli propositi colossali, cosmici del sindaco di Milano. Questo governo ci riporta indietro, dice Sala sul caso delle parole di La Russa, e anche Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ammette che La Russa ha pronunciato parole sbagliate sulla questione dell'attentato di Via Rasella e poi successivamente della strage delle Fosse Ardeatine, quasi 15.000 firme per le dimissioni. Intanto l'assessore in Veneto Roberto Marcato attacca gli alleati e Meloni chiama Zaia. Vogliono più posti col cazzo, ha detto Roberto Marcato, segue la telefonata di Meloni a Zaia, eccetera, eccetera. Tutti a posto, tutti bene. Marcello Pera, 80 anni, professore di filosofia, ex PSI, poi senatore con Forza Italia, infine nel 22 eletto al Senato con Fratelli d'Italia, oggi è intervistato da varie testate, sul Corriere della Sera da Antonio Polito. Il passato è un'arma dannosa, ma non si vede ancora l'agenda Meloni sulle riforme. Meloni è 2-3 anni avanti e non tutti riescono a starle dietro, dice il professor Pera, senatore Pera. Indugiare nelle revisioni storiche o alzare barriere anacronistiche esaspera gli animi e rafforza gli avversari. Serve un progetto deciso per cambiare il paese, ma la proposta sulla forma di governo è stata superata dall'autonomia. Ineccepibili parole come quelle di Flavio Briatore, Mr. Twiga, intervistato da Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano. Governo del non fare, parolai che la sparano per coprire i problemi. Non capiscono il senso delle cose. Sta parlando del governo attuale, Briatore. Col PNRR stiamo per fare una ciclopica figura di merda, dice Briatore. Meloni e compagnia non ne azzeccano una, trovino lavoro e case a chi non li ha. Un Briatore incazzato, insomma, col governo Meloni. Mentre a proposito di interviste, parole, un uomo del fare non perde tempo con le lumache, la carne sintetica, eccetera, la sovranità alimentare. Caro amico, dice Briatore all'amico Antonello Caporale del Fatto Quotidiano che lo intervista, tu mangia come vuoi e io come voglio. Ti metti a perdere tempo col fascismo, via Rasella, eccetera. Allora a me viene un dubbio che tu non abbia null'altro da fare e da dire. Meloni, mi deludono questi tanti parolai perché danno l'impressione di non azzeccarne una. La Costituzione è antifascista, il Presidente del Senato è fascista. Ma sa che mio figlio Falco non conosce Patti Bravo? Falco nemmeno sa di Patti Bravo, che è una grandissima nella storia della canzone. Figurarsi che ne sa e che gliene frega dell'eccidio, delle Fosse Ardeatine. Non per nulla, non è proprio interessato. E permetterete, se non è interessato il figlio di Briatore, possiamo sempre rispondere come il nostro amico Macio Capatonda, no? Quando gli dicono che la benzina è aumentata. Diciamo che il livello argomentativo più o meno è quello lì, o no? C'ho il diesel, a me che me frega. E andiamo a vedere che cosa dice invece a proposito di parolai, dice Briatore, che cosa dice, intervistato, dal Mattino di Napoli, il vice ministro dell'economia per Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, con la pagella sulle tasse, chi è onesto pagherà meno, così il patto con il fisco, dice il vice ministro, annunziando et illustrando la riforma fiscale che, dice Leo, ha anche lo scopo di attrarre gli investitori esteri che spesso hanno evitato l'Italia a causa di un regime
troppo oneroso e troppo complicato. Tra le debolezze del sistema Italia c'è la scarsa attrattività. Con la revisione fiscale l'IRES avrà 2 aliquote, quella di base è destinata a calare sotto il 24%. Mentre a proposito di parole parla con Libero stavolta anche Alberto Brambilla, già sottosegretario 2 volte a suo tempo con Roberto Maroni nei governi Berlusconi, oggi presidente del centro studi itinerari previdenziali. A forza di dare sussidi, dice Brambilla, c'è il record di sfaticati. Per l'economista il nostro basso livello di occupazione rispetto alle altre economie avanzate dipende dalla lievitazione della spesa assistenziale, che è quasi raddoppiata negli ultimi 10 anni. Sugli occupati, dice Brambilla, siamo il fanalino di coda dell'Ocse. La soluzione non è importare immigrati, bisogna tagliare la spesa assistenziale. Senza la manna dello Stato le persone inizieranno a darsi da fare. Però, amici, mettiamoci d'accordo. Voi non prelevate più niente dalla mia saccoccia e al mio futuro, previdenziale, sanitario, assicurativo, quello che volete, ci penso io. Voi mi lasciate tutto in tasca a me, salvo un contributo per il pronto soccorso, per le cose essenziali, per la giustizia di base, quella che funziona però, che ne so, per la sicurezza ovviamente. Definiamo proprio, ecco, i LEP, il presidente Cassese, il presidente emerito Cassese, se potrebbe fare un bel lavoro, definire i LEP, quelli proprio essenziali, i livelli essenziali delle prestazioni. Andiamo all'aggettivo, valorizziamolo questo aggettivo che c'è nella definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Essenziali. Quanto costa l'essenziale sicurezza e l'essenziale pronto soccorso? Tutto il resto me lo lasci in tasca a me. Ci penso io, al mio futuro, alla mia pensione, alla mia sanità. Ci penso io. Così le aliquote vedrai che scendono al 10%, altro che flat tax. Forse, se i LEP sono calcolati bene, forse ce la facciamo a tenerci i soldi in tasca, no? Che ne dite? Intanto, a proposito di parole, interviste, c'è un'intervista su Repubblica a Italo Bocchino, niente po' di meno, finiano a suo tempo, oggi melonianissimo. Io, Fini e la conversione a Meloni. Sono anche un po' antifascista, spiega Italo Bocchino, che non fa male. Viene in mente Gaber, no? Nella canzone Il conformista, ve la ricordate? Che era un po' di tutto, era anche federalista. A un certo punto servono 1000 Schlein per fare una Giorgia Meloni, afferma Bocchino. Negli ultimi 10 anni ho rimesso a posto la mia vita, non mi candido, ma mi sposo. Auguri. Mentre c'è una bellissima intervista, molto interessante, a un brianzolo doc, Cernusco sul Naviglio, Giuseppe Pirola, data di nascita 1947. Siamo a pagina 23 de Il Giornale. Professione ragioniere, una nobilissima professione, se davvero i ragionieri ragionassero, come diceva Totò. Ragioniere, ragioniamo. Nei primi anni 80 il ragionier Pirola ha fondato lo studio Pirola Pennuto Zei e Associati, che oggi ha una decina di sedi in Italia, uffici a Londra, Shanghai e Hong Kong. Esperto di fiscalità nazionale e internazionale e consulente di importanti gruppi nazionali e multinazionali, sposato, 3 figli, alcuni dei quali laureati in economia. È il ragioniere Giuseppe Pirola che sussurra ai potenti dell'economia, racconta Angelo Allegri che lo intervista sul Giornale. Questa sì che è un'intervista interessante oggi. Ha fondato il più grande studio fiscale d'Italia, ma non capisce i politici e qualche magistrato. Ogni sabato vedevo Bernardo Caprotti, il mitico fondatore dell'Esselunga. Per anni abbiamo lottato contro il fisco per via dell'insalata. L'insalata dell'Esselunga era colpita dal fisco. Non stentiamo a crederlo. Ricordo un ministro, dovevo parlare di lavoro, mi ricevette nella più famosa discoteca di Roma. Adesso abbiamo poco tempo perché tra l'altro poi alle 8:30 sarà con noi il professor Fabrizio Pezzani per riprendere un po' il filo del discorso delle questioni che abbiamo affrontato l'altra settimana. Però l'intervista, la chiacchierata di Allegri sul Giornale con il ragionier Giuseppe Pirola, brianzolissimo e internazionalissimo, è da leccarsi i baffi, a pagina 23 del Giornale di oggi. Così come vi segnalo la chiacchierata di Carlo Cambi con un giovane chef, Jacopo Malpeli, l'Osteria del Viandante, è uno stellato Michelin,
il quale dice: insetti e carne sintetica? Qui da me ci saranno le barricate. Quasi nessuno mangerebbe bistecche non naturali. Per salvare l'ambiente si torni al poco ma buono, ma giù le mani dai piatti della nonna, dice questo conservatorissimo chef. I sacrifici del mestiere spaventano i giovani, non capiscono che siamo spacciatori di felicità. Il mio pasto perfetto: pane, salame, lambrusco. A proposito di cose da mangiare, su Libero viene intervistato il celeberrimo esperto di cibo, di diete, di dietologia, Giorgio Calabrese, presiede il Comitato Nazionale sulla Sicurezza Alimentare, lo conoscete senz'altro, lo vedete sempre in TV. Occhio a mangiare i grilli, perché portano nuove malattie, dice il professor Calabrese. Questi insetti possono creare problemi alla salute, sono anche a rischio. Salmonella, carne sintetica? Non possiamo essere cavie, dice il professor Calabrese. Mentre, tornando alla politica, il nuovo Partito Democratico è arte povera, dice il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca, che è in trincea contro i Verdi. Lo hanno mezzo commissariato, Elly Schlein lo ha mezzo commissariato e lui se ne strafotte perché lui c'ha il diesel. Se rincara la benzina, Vincenzo De Luca va col diesel. Vengo da un grande, glorioso partito, tuttavia morto tra gli applausi. In quel partito c'erano uomini che si chiamavano Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, un uomo, Terracini. Oggi abbiamo un po' di arte povera tra di noi, rischiamo di morire tra le bandiere al vento, dice De Luca, il quale se ne strafrega, diciamo così, della Schlein. A proposito di belle chiacchierate, invece, c'è un'intervista a Mario Botta, 80 anni, architetto, scultore, svizzero, ha lavorato tanto a Milano, ha progettato la prima torre della Scala, ha ideato la seconda torre del Piermarini, si tratta della palazzina di Via Verdi che conterrà la sala prove per l'orchestra e una sala prove per il balletto, sarà pronta nel 24 e appunto dietro la Scala ci sono ancora i segni della sua opera. La città degli archistar e del design si è arresa alla globalizzazione, ma guarda un po' che non è tanto contento di come è gestita Milano il celeberrimo architetto Mario Botta, che ne dica l'ottimo sindaco di Milano, il quale non ha più niente da fare. Ha fatto tutto, Milano è perfetta, non c'è nessun problema da risolvere e se il sindaco Sala, lo ha detto ieri a Lucia Annunziata su Rai 3, si dedicherà al compito di tutelare la storia dai fascisti che sono al governo. La storia è quella con la S maiuscola. Per fortuna che c'è un sindaco come quello di Milano che tutela la storia, che non ci fa dimenticare la storia con la S maiuscola. Gli 80 anni di Botta, le critiche dell'architetto, Milano è diventata soltanto un'occasione per i fondi e per la finanza. Alla Scala invece omaggiamo i maestri. I grattacieli, i Portaluppi e i Gardella guardavano al territorio, le torri di oggi si ergono come funghi inattesi, cioè come cose senza senso, senza contesto, senza diciamo dialogo con quello che gli sta intorno. Buttate là, dei funghi inattesi, stupiscono, ok, va bene, vedi il grattacielone, ti stupisci, ma che senso ha quella roba lì? E poi tanta finanza, tanti fondi di investimento. Questa è la bellissima Milano. A proposito di Milano e Lombardia, vi segnalo sul giornale un'intervista all'assessore allo sviluppo economico della Lombardia nella giunta di Fontana, Guido Guidesi. Sull'auto elettrica l'Europa favorisce solo la Cina, ma dopo l'apertura sui biocarburanti è meglio giocarsi una partita diplomatica per salvare le nostre aziende. Il centrodestra punti alle europee 24 per cambiare la politica dell'Unione Europea. Biocarburanti, una soluzione che consente di produrre anche motori endotermici. Staremo a vedere. Intanto con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa e andiamo a scoprire che cosa ci porta oggi il calendario musicale. Direi che ci porta intanto una commemorazione di Ryuichi Sakamoto, che è defunto a 71 anni e che ha composto anche tante colonne sonore. Era talmente amante della musica che ha composto anche le suonerie dei telefonini e tra le quali cose composte, chiedo scusa, c'era anche la colonna sonora di un film che è consigliabile anche rivedere, Tacchi a spillo di Pedro Almodóvar, Tacones Lejanos in spagnolo. Siamo nel 1991, la colonna sonora la compose appunto Ryuichi Sakamoto, defunto l'altro giorno.